Telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Dopo la pausa domenicale prettamente pasquale si ritorna a parlare di calcio dilettantistico, lo facciamo puntualmente il mercoledì sul canale 15 di 7 Gold, ma siamo in replica anche la sera alle 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Saremo in onda anche domani, ma sul canale 19 sempre di TVM Palermo alle ore 22. Ma per quanto riguarda la puntata odierna, diamo subito spazio al turno infrasettimanale che si è giocato il 28 marzo. Parliamo di Serie D. Si è giocata la 14ª giornata, subito il tabellino dei risultati. LFA Reggio Calabria batte Akragas 5-1, Licata Calcio batte Gioiese 1918 4-0, Portici Città di Sant'Agata 1-1, Siracusa Calcio Ragusa Calcio 0-0, Città di Aciriale batte Vibonese Calcio 1-0, Nuovi Virtus batte Real Casalnuovo 3-1, San Luca FC Trapani 0-0, San Cadaldese Caricattì 0-0. Hanno riposato Castrovillari e Locri 1909. Pareggio esterno per l'FC Trapani, pareggio interno invece per il Siracusa Calcio, pareggio che è costata anche la panchina a Gaspare Cacciola. Esonerato in settimana, al suo posto arriva Spinelli. Guardiamo la classifica. FC Trapani 79 punti con 69 Siracusa Calcio, 63 Vibonese Calcio con 52 LFA Reggio Calabria, 47 punti Real Casalnuovo con 46 Città di Aciriale, 45 Città di Sant'Agata, 44 Ragusa Calcio, con 41 Nuovi Gea Virtus, 39 punti Canicattì, 38 Agragas, con 37 Licata Calcio, 34 la San Cadaldese, con 31 Portici, 26 punti per il San Luca, 25 per il Locri 1909, 13 punti per il Castrovillari, chiude la classifica la Gioiese 1918 con 7 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 7 aprile, e ci sarà il grande big match al Comunale di Trapani. Sarà di scena FC Trapani Siracusa Calcio. Ma guardiamo il tabellino completo delle partite. Agragas Città di Aciriale, Canicattì Nuovi Gea Virtus, Castrovillari San Luca, Città di Sant'Agata Licata Calcio, Locri 1909 San Cadaldese, Ragusa Calcio Portici, Real Casalnuovo LFA Reggio Calabria, FC Trapani Siracusa Calcio, riposeranno Vibonese Calcio e Gioiese 1918. E partiamo subito con le partite, lo facciamo con il pareggio interno del Siracusa Calcio, pareggio interno con il Ragusa Calcio. Guardiamoci gli highlights e le interviste post partita, compresa anche la dichiarazione al fulmicotone del presidente del Siracusa. Oggi credo che la partita sia una partita che ci sia poco da commentare, basta considerare che il migliore in campo nostro è Pepe Lumia, che ha salvato il risultato per 2 volte. Non credo che ci siano poi altre motivazioni per poter commentare una prestazione del genere. Complimenti a Ragusa che ha fatto una partita di attesa, ci ha messo in difficoltà qualche volta. Non credo che possano essere addotte motivazioni tipo caldo, freddo, assenze, perché questa è una rosa composta da 24 titolari. All'inizio è stata pensata così, di avere il doppio ruolo il doppio giocatore per ogni ruolo, quindi francamente se oggi manca Sarao piuttosto che Maggio, piuttosto che Alma, non deve essere una grande preoccupazione, perché, ripeto, una squadra costruita col doppio ruolo con giocatori più o meno dello stesso livello non ci deve spaventare poter andare in campo con qualche infortunato.
La delusione è tanta, uscire dal campionato ai primi di febbraio non era nelle nostre intenzioni, come non lo era vincere il campionato. Io non sto dicendo che dovevamo vincere il campionato, però francamente da come sono messe le cose avremmo sperato di poter lottare col Trapani fino non dico all'ultima, però più là possibile. Mi preme ricordare che domenica noi potremo andare incontro a una partita che, se il Trapani dovesse per caso vincere, sale in Serie C e noi rimaniamo, e comunque sia, perdere a Trapani domenica prossima sarebbe veramente una cosa poco felice. Come ho detto ai ragazzi, il primo tempo eravamo troppo contratti, un Siracusa che non deve minimamente avere quell'atteggiamento, che penso che sia soprattutto mentale. Il secondo tempo siamo entrati col periodo giusto, con la voglia di andare ad ottenere un risultato importante, provarla a sbloccare in tutti i modi. Quello che chiaramente ho visto è una squadra in crescendo, una squadra che finisce come abbiamo finito noi la partita. Sicuramente non è un problema assolutamente fisico e mentale. Il campionato non dobbiamo noi abbassare, in campionato non dobbiamo abbassare la concentrazione. Capisco che magari dopo un lungo periodo di inseguimento a quello che è stata la corsa del Trapani è anche fisiologico che qualche calciatore magari in questo momento non è brillantissimo, però faremo di tutto per arrivare secondi e disputare questi playoff in casa, per cercare di mettere nelle condizioni la società e eventualmente di avere la possibilità di essere ripescati, perché in questo momento siamo primi in classifica, è un obiettivo, cioè primi nei ripescaggi, quello è un obiettivo per noi importante, per quello che si è detto con la società, perciò sicuramente abbiamo un obiettivo che è quello di rimanere secondi e di andare a vincere i playoff. Una gestione diversa del gruppo avrebbe potuto dare probabilmente risultati diversi. Ripeto, non diciamo che oggi è una stagione fallimentare dal punto di vista dei punti, però questo non è completamente soddisfacente se uno va a considerare il piacere di fare calcio. Il piacere di fare calcio, ovviamente il primo obiettivo è vincere, il primo obiettivo è riportare la squadra a 3 professionisti, però come nelle sconfitte c'è modo e modo di perdere, modalità diverse, perché la sconfitta di Barcellona credo che sia figlia di una pressione psicologica diciamo, esterna anche ai fattori puramente calcistici, ma anche nelle vittorie c'è come vinci. Puoi vincere, come dice l'allenatore della Juventus di Cortomuso, tutte le partite 1-0, però esci coi fischi dello stadio come oggi. Credo che poi insomma, non sia passato inosservato il fatto che per la prima volta durante la stagione la squadra sia uscita con sonori fischi dei tifosi, e quindi vincere di cortomuso, vincere giocando bene è una grande differenza. Noi oggi cerchiamo il risultato con la soddisfazione di una prestazione che ci possa far andare a casa col sorriso sulle labbra. Oggi non c'è, oggi c'è amarezza, delusione e, ripeto, un grande momento di riflessione.
Sarà dunque mister Spinelli a giocarsi il big match contro l'FC Trapani. Si giocherà domenica prossima con inizio alle ore 20:30, con la possibilità di vedere lo stadio comunale di Trapani completamente esaurito, perché la squadra di Alfio Torisi, vincendo proprio lo scontro diretto contro il Siracusa, acquisirebbe matematicamente la vittoria di questo girone I del campionato di Serie D. Continuiamo a parlare del Trapani e lo facciamo adesso con gli highlights riguardanti il pareggio ottenuto contro il San Luca 0-0. Sentiamo anche la voce di Alfio Torrisi. Abbiamo svolto la partita che dovevamo fare, probabilmente i punti meritavamo qualcosa in più perché abbiamo avuto delle occasioni limpide, bravi il loro portiere, alcune volte imprecisi noi, sia sotto porta e soprattutto nella definitura in alcune situazioni anche il primo tempo dentro l'area. Però ripeto, queste sono delle partite dove quando non si può vincere non bisogna perdere. Abbiamo trovato una squadra affamata di punti, in cerca di punti salvezza, che ha lottato come ben ci aspettavamo su ogni pallone, e quindi io sono contento di quello che oggi ha espresso la squadra, non in termini di gioco perché eravamo consapevoli che dovevamo essere brutti e cinici. Lo siamo stati, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, di questo ne sono molto soddisfatto perché per noi adattarci a questa partita non era semplice. Eravamo venuti qui per cercare di giocare con questi due attaccanti, un tre quarti alle spalle, dove cercare di creare intensità in quella zona, attaccare bene le seconde palle. L'abbiamo fatto egregiamente, alcune volte abbiamo provato a giocare e ci siamo messi in difficoltà noi stessi perché quelle pochissime volte che abbiamo provato a fare qualche passaggio in più il campo era in condizioni che non ce lo permetteva. Loro giocano molto su questo aspetto perché sono preparati e sapevano e hanno sempre attaccato queste palle dove gli avversari provano più o meno a fraseggiare giocando su rimbalzo e provando ad attaccare a profondità. Noi nonostante ciò penso che abbiamo fatto una buona gara sotto questo punto di vista e abbiamo portato il risultato positivo a casa, e l'unica cosa che contava. E penso che, ripeto, alcune gare quando non si possono vincere in questa categoria bisogna non perderle. E poi ci prepariamo per questa partita, che è una partita che può darci la C, e quindi per la prima volta abbiamo la possibilità di vincere e di raggiungere l'obiettivo, il verdetto, che è l'unica cosa che conta. Questo in ogni caso, anche in caso di vittoria, non avrebbe cambiato il risultato di domenica per il raggiungimento dell'obiettivo, perché in caso di pareggio ne avremmo vinto. Quindi va tutto bene, siamo soddisfatti adesso e penso che sia corretto un po' dedicarsi alle famiglie. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutta la gente di Trapani, a tutti indistintamente, dei nostri tifosi, alla gente della tribuna centrale, della gradinata, a tutte le persone che lavorano per il Trapani Calcio, a tutti i nostri tifosi, gli appassionati, i trapanesi, a loro, alle loro famiglie. Noi ci godiamo questi 3 giorni anche e poi da martedì prepariamo una partita che sicuramente avrà un sapore diverso dalle altre. Music is a show with Sorrisi superstar. You're the best in the world, my Sorrisi, and songs I love you. Sonante vittoria dell'LFA Reggio Calabria, che vince facile 5-1 contro l'Akragas in casa. Guardiamo gli highlights e le interviste post partita. Questa è una vittoria sicuramente che ci permette di passare qualche giorno sereni in vista della Pasqua, ma contestualmente non abbiamo nessuna intenzione di rilassarci perché abbiamo un obiettivo da raggiungere, voglia di
di fare bene in questo finale di campionato. La cosa più importante in questo momento per me era quella di far rifiatare Bozzico, perché la settimana scorsa Bozzico a inizio secondo tempo poteva uscire, non è potuto uscire perché non c'era nessuno, lui ha guardato e ha detto mister non ti ho chiesto il cambio perché vi avevi messo in difficoltà, ma non ne aveva più, è un ragazzo che gioca 90 minuti da 13-14 partite consecutive ogni settimana, che viene da 1 anno e mezzo in Argentina di campionato continuo, quindi è sicuramente un ragazzo che necessita di rifiatare ogni tanto, quindi sicuramente il mio obiettivo primario era questo. Quando Rossetti starà bene è sicuramente un'opzione che mi piacerebbe mettere in campo. Noi questa involuzione ce l'abbiamo da quasi tutto il campionato, purtroppo in casa siamo una squadra e fuori casa un'altra, ma io una spiegazione me la do ed è abbastanza semplice. Noi siamo una squadra non con tanti giocatori maturi e di esperienza, siamo una squadra molto giovane, per cui in casa loro si sentono un po' più sicuri, si sentono un po' più alti col morale. Però che siamo rimasti dentro lo spogliatoio non credo proprio, perché fino all'1-0 della Regina io pensavo addirittura che la partita l'avessimo in mano, perché stavamo giocando noi, forse la Regina l'aveva impostata proprio per cercare di stare un po' dietro la linea della palla e cercare di ripartire, però l'Akragas fino all'1-0 della Regina si stava comportando abbastanza bene, credo. E poi non trovo nessuna attenuante, nessuna scusa, perché sono d'accordo, abbiamo perso e abbiamo perso anche molto male. E probabilmente sul 3-1 invece ho rivisto un'altra volta quello che avevo visto nel primo quarto d'ora, per poco, fin quando poi il 4-1 è arrivato su un'ingenuità di un ragazzo del 2005, per cui non posso neanche prendermela con il ragazzo perché ha fatto questo errore grossolano. È stato un errore tecnico che purtroppo là ci ha spezzato definitivamente le gambe, ma sul 3-1 pensavo ancora e speravo, come giusto che sia, di poter riprendere la partita, anche perché i ragazzi stavano ricominciando a giocare come il primo quarto d'ora, per cui sono d'accordo con lei, nessun attenuante, però non siamo rimasti dentro lo spogliatoio perché fino all'1-0 della Regina avevo visto una buona Akragas. Are you ready? A flash in the night, a flash in the night. A flash in the night, a flash in the night. A flash in the night. Ritorna a respirare in classifica anche il Licata di Pippo Romano. Reduce da un paio di risultati non certamente positivi, vince facile 4-0 contro la Gioiese 1918. Currò, tutto di prima, lanza, Murgia ancora, sfera che arriva, lanza un tiro cross che per poco non crea apprensione a Smith. Adesso a Minacori, ha un buon pallone sul destro, troppo altruista Minacori, pallone tagliato coi pugni Valenti, palla Vasil dai 20 metri, il tiro Valenti sui piedi di Teliz che è la cicca. Adesso il pallone lungo a cercare Abercon, palla che rimbalza al limite, attenzione, l'errore dei difensori, cade giù Abercon e il gol ha segnato Calogero Minacori, il Licata in vantaggio con Minacori che ha sfruttato la defiance, il grossissimo errore della difesa gioiese, si è infilato tra le maglie viola ed è uscito vincitore dopo che erano usciti tutti a vuoto, il gran lavoro anche di Abercon a dar fastidio a difensore e portiere, e poi a porta vuota Minacori non ha potuto sbagliare al 45esimo minuto, entra in aria Minacori, la sterzata, prova il gioco verso Abercon, finalmente Abercon, primo gol in campionato
gioco, un missile rasoterra su cui si sono piegati i guantoni di Smith, che non ha potuto nulla, e cambia ancora il risultato all'ultimo secondo di gioco. Al primo tempo Valentin Abercon porta il risultato sul 2-0. Currò trova un buon varco per Murgia, Murgia carica il destro verso la porta, palla fuori non di molto. Ritorna Minacori a dar manforte, poi Murgia ancora con il destro e il pallone che arriva, danza sulle linee di porta e c'è il gol di Stefano Currò. Forse il pallone era anche entrato sul tiro di Murgia, però poi Currò ha ribadito in porta di testa. Cambia ancora il risultato, Licata 3, Gioiese 0. Ancora scambio di fatta Minacori, tutto di prima, posizione regolare, Rotulo il pallone per Minacori. La insegue Rotulo, la insegue anche Zamani, Rotulo alla meglio, non c'è fallo e adesso è un 2 contro 1, 3 contro 1, anche 4 contro 1, Rotulo per Di Fatta tu per tu, Di Fatta! 4-0 ed è la prima volta anche per Salvatore Di Fatta. Entra in aria dal vertice, palla in mezzo a Zamani, il suo tiro, calcio di rigore su un fallo di mano da parte di Cappello. Fischia Cipriano, la rincorsa di Teliz e Valenti la para mantenendo inviolata la propria porta, era andato ad incrociare l'uruguaiano e fischia 3 volte il direttore di gara. Finisce 4-0 per il Licata, una vittoria scacciacrisi, possiamo dire che serve tanto per la classifica dei gialloblu che salgono a quota 37, 2 gol per tempo nella prima frazione hanno segnato Minacori ed Abercon, nella seconda hanno arrotondato Currò e Di Fatta. È la volta adesso del Portici, che pareggia 1-1 contro il Città di Sant'Agata. Guardiamo la clip.
il mio coraggio sarà santo e apparirà una luce di speranza. Chi di scena? Si respira la vita. Grande scontro al Tupparello di Aciriale e di scena la Vibonese Calcio, vittoria importantissima per il Città di Aciriale che assapora la possibilità di un aggancio nella zona playoff. Allora io faccio un passo indietro che questa squadra ha avuto tante difficoltà a livello mentale dopo il Trapani. La settimana più difficile mia da quando sono stato qui è stata la settimana dopo Trapani, perché a livello mentale, perché noi siamo passati da 4 vittorie consecutive senza prendere gol, perdere a Ragusa, perdere ancora in casa davanti ai nostri tifosi, 4-0, a livello mentale una squadra giovane aveva perso un po' di certezze. La vittoria di Castrovilla lì, su quel campo difficile dove la Vibonese ha pareggiato, ci ha dato di nuovo quello spirito che avevamo prima e quindi non è stata facile quella settimana. Adesso erano felici, ma già erano dopo Castrovilla, li avevo ritrovati perché stanno bene insieme, c'è bisogno sempre di entusiasmo e loro non lo devono mai perdere. La settimana dopo Trapani è stata molto molto dura, mentre adesso erano contenti perché in 2 partite hanno fatto 2 vittorie senza prendere gol, cosa che io ci tengo tantissimo, e quindi erano contentissimi e se li meritano una serena Pasqua anche loro. Continua il momento favorevole per la nuova Egea Virtus, che vince 3-1 contro il Real Casalnuovo ed accorcia ancora la zona playoff. C'è ancora speranza per la squadra di Francesco Di Gaetano. La 7ª vittoria e il 10° risultato positivo nelle ultime 11 giornate di campionato consente al Ligia Virtus di mettere una seria ipoteca sulla salvezza. I giallorossi del presidente Massimo Italiano, grazie ai gol di 2 barcellonesi doc quali Longo e Aveni, battono anche il Real Casalnuovo, quinta forza del campionato, e vedono la permanenza in Serie D ormai vicinissima. La formazione del Longano, vogliosa di lasciarsi alle spalle il KO di domenica contro l'Akragas, approccia bene alla sfida e dopo l'occasione ospite firmata da Carnevale, che Staropoli è bravo a disinnescare in angolo, inizia a spingere provandoci prima con Ordonez, che al 15° non trova la porta per questioni di centimetri, e poi Longo, il cui tentativo al minuto 33 è bloccato in 2 tempi da Viola. Bersaglio che il Ligia Virtus centra comunque al 36° quando Longo, direttamente sul calcio piazzato, mette alle spalle di Viola il vantaggio per i suoi e che gli vale come 13° sigillo in campionato. Una gioia che per i locali dura poco, però infatti al 41° il signor Morello concede calcio di rigore al Real Casalnuovo, punendo l'intervento in aria di Ferrigno su Sarno, e dal dischetto lo stesso Sarno spiazza Staropoli per il gol dell'1-1, mentre per il 20 Granata si tratta del 5° centro in campionato. Nella ripresa la formazione di Francesco Di Gaetano torna a spingere, al 55° Trombino chiama Viola all'intervento dagli sviluppi di angolo, ma 3 minuti dopo gli ospiti avrebbero la chance di portarsi in vantaggio. Vivacqua però non approfitta del generoso regalo di Catanzaro e davanti a Stavropoli spara incredibilmente a fil di palo. Così, per una legge del calcio non scritta, gol sbagliato, gol subito. Al minuto 75 Ligia Virtus trova la rete del nuovo vantaggio quando ancora un super Sebastiano Longo toglie la sicura al destro fulminando Viola e facendo così Ligia Virtus 2, Real Casalnuovo 1. E per il capitano dei giallorossi doppietta personale e gol numero 14 in campionato. I barcellonesi non si fermano più e appena 2 minuti più tardi calano anche il tris con Aveni in campo da 60 secondi, che di testa spinge in rete il cross di Catanzaro firmando il gol del 3-1 per i suoi e che gli vale come 3° sigillo in campionato. Al minuto 86 piove sul bagnato invece per gli ospiti, che rimangono in 10 uomini, viene espulso Bonavita per doppia ammonizione, e nel finale Ligia Virtus potrebbe anche arrotondare il punteggio, ma 2 parate decisive di
viola sul neoentrato Franchina prima e Ordonez poi negano ai giallorossi la rete del poker, quindi al 95esimo il sinistro incrociato di Ordonez si perde largo non di molto. La nona vittoria casalinga, la 12ª complessiva in campionato, consente dunque all'Igia Virtus di portarsi in classifica a quota 41 punti in 8ª posizione. Chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D e lo facciamo con il pareggio interno della San Cataldese contro il Canicattì. Consueto turno pre-pasquale al Valentino Mazzola di San Cataldo, che vale la 33esima giornata del girone I di Serie D, che misura le ambizioni di un sogno playoff del Canicattì allenato da mister Orazio Pitadella, che rende da visita invece una San Cataldese che deve urgentemente guadagnare punti per centrare l'obiettivo salvezza. Reduce alla sconfitta per 2-1 nell'ultimo turno contro il Real Casalnuovo, i Verde Amaranto, vittoria rotonda per 3-0 invece per la compagine Racinara sull'Ocri. Dirige l'incontro il signor Orlandi di Siracusa. Al terzo primo sussulto di marca Verde Amaranto, il cross dalla sinistra pesca la testa di Varela che non inquadra il bersaglio grosso. Risposta canicattinese al minuto 17, cross dalla destra per Camara, anch'esso non riesce a centrare lo specchio della porta. Poco dopo la mezz'ora la punizione di Zerbo mette paura alla porta canicattinese, non accade più nulla in questa prima frazione di gioco. Ancora Zerbo da calcio piazzato, Pietro Lungo si distende alla sua sinistra. Un minuto più tardi Catalano ancora per il numero 10 Verde Amaranto, dentro da Varela che manda sul fondo. Poco dopo l'ora di gioco, cross parabolico di Lonigro per Varela, ancora di testa sciupa il gol del possibile vantaggio. Primo cambio con Correnti che rileva proprio Zerbo sui 6.000 metri quadrati del Valentino Mazzola. 69esimo Lonigro innesca Varela, controlla, si gira e calcia mandando in bocca però a Pietro Lungo. Ancora cambi con Scalia e Danfo per Policano e Giuffrida. Ultima occasione di marca Verde Amaranto che prova a dimostrare di volere con più insistenza i 3 punti, non vi riuscirà perché di fatto sarà 0-0 al Valentino Mazzola di San Cataldo. Sale a quota 39 la compagine canicattinese, 34 invece i punti per quella Verde Amaranto. Un saluto amici appassionati, appuntamento con la prossima. Con il pareggio interno tra San Cataldese e Canicattì finito 0-0, chiudiamo qui lo spazio dedicato al campionato di Serie D. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, ci rivedremo per la seconda parte per presentare il nostro faccia a faccia tanto atteso, perché riproporremo l'intervista a Sandro Morgana, presidente della FIGC Sicilia. A tra poco.
La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima, Technology for Life. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati per la seconda parte di Penalty. Diamo subito spazio, prima dell'intervista al presidente Sandro Morgana, al tabellino per quanto riguarda il girone A ed il girone B del campionato di eccellenza. Partiamo con il girone A del campionato di eccellenza. Ritorneranno in campo proprio domenica prossima questi gli incontri: Aspra Geraci, Castellammare Accademia Trapani, Casteldaccia Unitas Sciacca, Folgore Castelvetrano Nis FC, Fulgatore Athletic Club Palermo, Mazzara 46, Oratorio San Cile e San Giorgio Pro Favara, Super Giovane Castelbuono Don Carlo Misilmeri. Guardiamo subito anche la schermata degli incontri del girone B. Mister Bianco 2011 Imesi Atletico Catania 94, Real Siracusa Belvedere Modica Calcio, Città di Gela Leonzio 1909, Enna Calcio Milazzo, Ionica FC Rocca Acquedolcese, Nebros Mazzarone Calcio, Paterno Calcio Messana 1966 ed infine Santa Croce Leonfortese. Insieme al campionato di eccellenza ritorneranno in campo comunque anche i campionati di promozione e di prima categoria. E adesso spazio alla replica dell'intervista che ci ha rilasciato il presidente Sandro Morgana qualche settimana fa in esclusiva a noi di Penalty. Pronti per il nostro consueto appuntamento annuale con il presidente Sandro Morgana, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ben trovato, presidente. Buongiorno, ben trovato anche a lei, è sempre un piacere vederci, stare insieme, parlare di calcio. Parlare anche di calcio, no? Assolutamente.
Allora, siamo già quasi a metà della seconda parte della stagione. Che tasso tecnico hanno espresso quest'anno le squadre dilettantistiche? Parliamo soprattutto di eccellenza, promozione e prima categoria. Che impressione le hanno fatto? Io credo che confermiamo gli standard della scorsa stagione. Abbiamo sempre 2 campionati di eccellenza che sono stati e che sono molto combattuti, e lo sono al di là delle posizioni di classifica, perché riscontro che nessuno, come dire, fa un passo indietro, quindi ognuno se la vuole giocare giustamente fino all'ultima partita, perché io ricordo che in seguito ci sono sempre per l'eccellenza gli spareggi nazionali che potrebbero dare la possibilità a regioni come la Sicilia, che hanno 2 campionati di eccellenza certamente molto, molto forti, molto competitivi, possono dare la possibilità di aggiungere altre promozioni. Quindi complessivamente devo dirle che sono contento per il livello tecnico, sono contento per quello che si sta facendo e naturalmente, al netto degli episodi che destano dispiacere in tutti noi e che, se vuole, dei quali possiamo tranquillamente parlare. Anche se un po' meno rispetto allo scorso anno. Sì, è un po' meno, ma ci sono episodi un po' più gravi, cioè questa diciamo che la graduatoria nazionale non ci vede al primo posto, siamo intorno al 4° o 5° posto, ma gli episodi sotto il profilo della gravità, naturalmente secondo una stima che fa l'osservatorio dell'AIA, in Sicilia ci sono stati alcuni episodi classificati molto gravi, e quindi questo deve ulteriormente determinare in noi grande attenzione sotto tutti i punti di vista. Ecco, il mio invito, se vuole, chiamiamolo così, è quello di abbassare i toni, di ricordare sempre che si tratta di un evento sportivo. Assolutamente che sì. Non dobbiamo prenderci dispiaceri che vanno al di là del risultato sportivo, perché quello è il dato. E invece purtroppo molte volte, alcune volte, assistiamo a fatti che ci dispiacciono assolutamente. Ecco. Parlando sempre del campionato di eccellenza, comunque sottolineiamo la presenza di capoluoghi di provincia che possono ulteriormente migliorare anche il tasso tecnico, chissà, per la prossima stagione. Voglio fare l'esempio di Caltanissetta, di Enna, il possibile ritorno anche del Paternò e poi anche del Pro Favara, a dimostrazione che comunque l'investimento anche in queste città credo che sia considerevole. Certo, ma infatti io dico questo. Senza fare previsioni su chi vincerà il campionato, chiunque esse siano, le 2 squadre che non lo vinceranno, tanto nel girone A, tanto nel girone B, stante l'attuale classifica, sono squadre che, a mio modo di vedere, se la potranno giocare bene a livello nazionale contro le altre regioni, avendo delle grosse chance di vittoria, certo. Di ben figurare. Voglio dirgliene un'altra. Il calcio siciliano va bene non soltanto in eccellenza, in promozione, in prima categoria, dove i campionati sono assolutamente molto molto competitivi, ma va bene anche in Serie D, come lei sta vedendo. La parentesi Trapani adesso la discuteremo. E non solo Trapani. E non solo Trapani, assolutamente. Sì. Beh, allora l'ha tirata fuori questa cosa Sì. del Trapani e sono assolutamente concorde con lei nel dire che effettivamente a Trapani di investimenti ce ne sono stati, tutti positivamente raccolti anche dalla cittadinanza. A Trapani c'è grande entusiasmo, c'è entusiasmo nel mondo del calcio, c'è entusiasmo nel mondo del basket. Il presidente Antonini sta facendo investimenti importanti, guarda lontano, non c'è dubbio che guarda anche al ritorno del Trapani nelle massime serie, e questo lo fa con condizioni, diciamo così, di grande
grande sicurezza, che sono quelle che sta dimostrando in questi giorni. Ma io volevo dire, al di là del Trapani, è importante il fatto che quest'anno probabilmente non retrocederà nessuna siciliana. Probabile, e quindi noi andremmo con le 2 promosse, andremmo a 11 squadre che potrebbero aumentare ancora di più. Con la vittoria ecco, in questo caso, ecco, secondo me questo è un risultato veramente molto importante per il calcio siciliano, di grande proiezione anche futura. Quindi io, per esempio, già nel mio piccolo immagino il prossimo anno un campionato Under 19 riservato, con gare di andata e ritorno, riservato alle sole squadre che hanno fatto che faranno il campionato di Serie D la prossima stagione, certo. Cioè senza fare, diciamo così, la partecipazione ai campionati provinciali con le altre società, cioè riservare un loro spazio. Credo che il numero ci consenta. Il tasso tecnico aumenterebbe, soprattutto nel settore giovanile. Non c'è dubbio. Ritornando al discorso del Trapani, mi viene spontaneo pensare che mannaggia quest'anno il Siracusa si è trovato sul suo percorso comunque questa squadra forte del Trapani, un Siracusa che comunque ha anche investito e che merita grande rispetto. Assolutamente, che merita grande rispetto, che ha fatto grandi investimenti, che rappresenta una città molto importante, una dirigenza abbastanza ormai qualificata, quindi certamente, ma vede, in Serie D però quest'anno rispetto agli altri anni, ecco, se la sono giocata tra squadre di Serie D, non c'è stata la squadra che rappresenta una grande città, Palermo, Catania, Bari, che è stata proiettata per effetto delle regole federali e poi hanno fatto, diciamo, investimenti che le altre non hanno potuto seguire. Quest'anno non c'è stata, ma c'è stato Antonini che ha fatto la differenza sotto il profilo degli investimenti. È vero. Ritornando a parlare sempre di Serie D, però, Presidente, io le faccio una domanda che le feci anche lo scorso anno, soprattutto per quanto riguarda i playoff. Ho avuto modo di parlare con moltissimi dirigenti, chiaramente di squadre partecipanti al campionato di Serie D, e c'è questo malumore su questi playoff che determinano soltanto un piazzamento sul ripescaggio. Si è mai pensato, chiaramente a livello nazionale, di portare, allargare la possibilità di playoff con una squadra che vincendoli possa passare di categoria? Ecco, io diciamo che è un argomento che si affronta spesso, io affronto spesso con le società, con tutti quelli che me lo chiedono. Ad oggi noi abbiamo questa condizione che dalla Serie C ne retrocedono 9 e 9 ne debbono salire, non ci sono altri spazi. D'altra parte, se lei ha seguito le questioni riguardanti la Serie A, la Serie B, si renderà conto che quando lei chiede di aumentare il numero delle retrocessioni ci sono, ecco, la Serie A per esempio è ferma sul fatto che non vogliono scendere al di sotto delle 20 squadre, mentre invece noi riteniamo che probabilmente sarebbe giusto farlo. La stessa cosa per la Serie B. La Serie C è un campionato che ha grandi difficoltà sotto certi punti di vista, però quando noi parliamo della Serie D, che è il primo campionato dei dilettanti, non possiamo farlo senza tenere conto di quella che è la prospettiva di chi sta immediatamente sopra di noi, che è la Serie C. Quindi se noi dobbiamo ragionare di un fatto che riguarda evidentemente, come è giusto che sia, anche la possibilità che tutte le vincenti playoff fanno un loro piccolo torneo per portarne una, questo va fatto con la Serie C, va fatto in sede federale, perché non può essere solo il ragionamento della Serie D, ma è un ragionamento più ampio. Femminile, perché ogni volta che io parlo di femminile lei giustamente luccicano gli occhi, e siamo contenti perché quest'anno 2 gironi con più squadre, ancora un'ulteriore crescita del movimento. Noi siamo a 12 squadre, stiamo tenendo bene il passo, abbiamo fatto 2 gironi con questa formula che ho voluto, che rimette che fa poi due prospettive, una di promozione e una invece finalizzata ad un premio in denaro, proprio per continuare a fare giocare, ad incentivare. La prima, evidentemente, le prime 6 che adesso si stanno giocando, diciamo, la possibilità di andare al campionato di Serie C, e ci tengono in molte, stanno facendo un bel campionato, ma la cosa importante non è soltanto il campionato d'eccellenza, la cosa importante è
che siamo presenti in tutte le attività giovanili, l'Under 19, l'Under 17, l'Under 15, l'Under 12. Ci sono società che ci stanno dando una grande spinta perché ci credono veramente, il Palermo, il Catania, la GSL di Brovolo, la squadra di Marsala, cioè Siracusa, sono tutte società che stanno facendo quello che è giusto fare, cioè il collegamento con una prima squadra maschile, quindi questo da esempio anche per le nuove realtà che vogliono crescere. E i progetti del comitato regionale, Ragazze con i Tacchetti, quest'anno sta vedendo la partecipazione di tante scuole calcio, quindi è veramente molto, è finanziato dalla Lega Dilettanti, è veramente molto importante, ma abbiamo anche un altro progetto che abbiamo presentato a finanziamento alla LND che è conseguenziale al progetto Ragazze con i Tacchetti, perché Ragazze con i Tacchetti lo facciamo nelle scuole elementari e mentre invece quello lo faremo nelle scuole medie, nelle scuole superiori, c'è una sorta di continuazione, quindi è un progetto importante perché attraverso questi progetti noi promuoviamo il calcio femminile nelle scuole e risolviamo quello che è il problema sostanziale delle società alle quali mancano le calciatrici, quindi noi dobbiamo trovare e dobbiamo convincere le bambine, le ragazze che giocare a calcio è bello, fa bene alla salute ed è uno sport meraviglioso che anche le donne possono. Assolutamente. Ancora una volta lo sport diventerà protagonista in quest'estate 2024, potrebbe essere questo un'ispirazione per tantissimi giovani che vogliono avvicinarsi allo sport, certo, al calcio in modo particolare. Certo, queste manifestazioni anche se il calcio, potrebbe, è lo sport più popolare in Italia, però fare manifestazioni di questo genere così importanti non c'è dubbio che avvicinano i ragazzini, così come se noi facciamo uno stadio nuovo ci rendiamo conto che ci sono state realtà dove c'erano 50 partecipanti alle scuole calcio, sono diventati 150, 120, lo stadio nuovo, il terreno in erba artificiale, invoglia le persone a partecipare. Io parto sempre dall'idea che comunque la promozione di uno sport nasce anche dalla comunicazione. Un paio di anni fa il miracolo dell'Italia femminile al mondiale ispirò chiaramente tutto il movimento. Non c'è dubbio. E questo aiuta. Ha fatto bene a tutto il movimento, ha aiutato, ma io voglio dire, avendo fatto per 5 anni il coordinatore del Dipartimento della Lega Dilettanti e avendo lavorato proprio alla riorganizzazione, quando arrivammo noi alla riorganizzazione, anche sotto il profilo dei format del calcio femminile, devo dire che questo è stato il punto di massima promozione del calcio femminile, ma io credo che la differenza l'abbiano fatta il fatto che molte squadre professionistiche, a partire dalla Juventus, hanno deciso di investire nel femminile e facendo secondo me un errore nell'immediato, cioè quello di volere subito il professionismo, perché questo ha determinato difficoltà per tante squadre di puro settore femminile che purtroppo non possono reggere. È stata un'accelerazione troppo esagerata. Si ci doveva arrivare, probabilmente si ci è arrivati troppo presto, bisognava frenare un po', però va bene così. Per quanto riguarda invece il discorso dei giovani, dei giovanissimi, l'idea di inserire quest'anno la categoria Elite, che risultati ha avuto la federazione? Guardi, secondo me abbiamo fatto un investimento importantissimo perché sono 2 campionati che ci stanno dando grande soddisfazione, tanto nell'Under 17 quanto nell'Under 15. Abbiamo fatto qualità, abbiamo preso le migliori società, abbiamo determinato un processo di promozione e retrocessione con le categorie regionali. E questo serve da stimolo. Serve da stimolo, e dalle categorie regionali alle categorie provinciali, quindi non sono tornei che diventano campionati in tutti i sensi, e il risultato che sto vedendo è di grande partecipazione.
come dire, questi due campionati erano iniziati un po' con qualche fibrillazione di troppo, abbiamo incontrato le società, abbiamo parlato, ci siamo confrontati, mi pare di poter dire tranquillamente che si è rientrati in un contesto. Quindi soddisfatti tutti, non Sì, soltanto la federazione, ma anche soprattutto le sì, società sì. che hanno visto Sì, un'ulteriore sì. qualità. E poi c'è come lei può ben comprendere, dalla Elite retrocederanno dai 2 gironi 6 squadre, quindi 6 ne saranno promosse, le 4 vincenti 4 gironi del regionale più le 2 vincenti playoff, quindi andranno 6, saranno promosse, 6 retrocedono. Sono stimoli quindi che per sono i ragazzi stimoli, servono, fanno bene, tra l'altro noi faremo una fase finale della categoria Elite che farà incontrare la prima del girone A contro la seconda del girone B e viceversa, e le vincenti di questi 2 spareggi faranno una finale regionale. Quindi una bella soddisfazione, chiaramente. Sì. Ci avviciniamo verso il torneo delle regioni, ma ci avviciniamo verso Pasqua, e poi queste manifestazioni importantissime serviranno certamente per alimentare ancora di più la voglia di giocare in un bel campo, soprattutto. Allora, l'auspicio è, secondo me, che innanzitutto dobbiamo giocare un bel calcio, e quando diciamo che dobbiamo giocare un bel calcio significa un calcio che sia scevro da violenze di tutti i tipi e di tutti i generi. Dobbiamo dare fiducia, dobbiamo tenere i toni molto bassi, perché elevarli non serve a nulla. Questo riguarda tutti, riguarda tutti. Chiaro. Perché sai, io faccio giornalmente tanti sacrifici per mantenere il sistema in equilibrio, per fare in modo che tutto vada nel modo giusto, però è evidente che mi rendo conto che ci sono sempre delle dinamiche che possono sfuggire al controllo, e quindi per fare sì che questo avvenga è necessario che tutti entriamo in questa dimensione di serenità, di tranquillità, e di capire che poi alla fine, sì, è vero, si fanno investimenti, si spendono soldi, però è sempre uno sport. È sempre uno sport. Un buon proseguo di fine stagione. Evviva il lupo, evviva il lupo. Evviva il lupo, e poi Grazie. chiaramente l'aspettiamo per il grande evento dei Penalty Awards, il grande evento del calcio. Il 19 naturalmente farò di tutto per esserci, anche se poi ormai mi sto rendendo conto che ogni mese ha le sue caratteristiche. Certo. Giugno siamo, però speriamo, il 19 a Caltanissetta non posso non esserci. Grazie Presidente. Grazie a lei, grazie sempre. Con la replica dell'intervista a Sandro Morgana, presidente della FIGC Sicilia, chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Vi ricordo che siamo in onda sul canale 15 di 7 Gold ogni mercoledì alle 15:20, ma questa puntata la potete anche rivedere in replica questa sera a partire dalle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Sempre su TVM Palermo, appuntamento anche con Penalty domani a partire dalle ore 22. Grazie per essere stati con noi.